Grazie veramente per aver scelto ancora una volta la nostra emittente televisiva. Ci vedete in diretta sul canale 15, ma ci vedete anche in streaming sul sito internet www.telepordenone.tv. Basta collegarvi ovviamente con la banda larga, una connessione internet quindi ad alta velocità, e potete vederci in diretta anche in questo momento. La domanda che vi abbiamo proposto nell'edizione precedente ha riscosso molto successo. Pensate, il 99% di voi ha detto sì, un plebiscito, il restante 1% ha detto no. La domanda era semplice: nessuno sconto di pena per chi commette reati gravi. Sei d'accordo? Ovviamente è un tema anche ricorrente, visto quanto è successo a Igor il russo, che è stato beccato in Spagna. La domanda che vi proponiamo invece in questa edizione è strettamente connessa con l'attualità. Mancano gli agenti di polizia, ovviamente ci hanno fatto mille promesse, la stessa Pordenone, è andato il sindaco Ciriani, l'assessore Loperfido a trattare qualche uomo, ci hanno promesso che a Pordenone per gli inizi del 2018 dovrebbero arrivare nuovi agenti a rinforzo della questura. Sarà vero o sarà la solita promessa elettorale? Sta di fatto che noi vi proponiamo questa domanda: sicurezza, mancano le forze dell'ordine, agenti rimpiazzati dagli steward. È la verità, perché da 2 settimane sono proprio in servizio 8 steward che stanno presidiando la città, ma hanno compiti molto limitati, come nel servizio che abbiamo realizzato e nell'intervista che poi andrà in onda domenica nel programma, nel contenitore Domenica non è sempre domenica. Abbiamo proprio intervistato Raffaele Padrone, nostro amico agente di polizia di Stato, nonché anche sindacalista. Vediamo cosa ci dice a proposito degli steward e degli agenti. La domanda è un po' provocatoria, nel senso che io ho detto proprio da questi studi con i miei interventi. Allora, io sono dell'idea che, ed è chiara l'idea, non è confusa, che è quella che le sentinelle della sicurezza sono le forze dell'ordine. Stop. Tutto il resto va bene nel momento in cui chiaramente queste persone devono essere magari preparate, ecco, devono essere preparate e devono chiaramente essere vigili nella città, perché ben venga che la gente veda una divisa, ben venga che la gente individui in queste persone la sicurezza che gli viene meno perché abbiamo una macchina e quella macchina è impegnata in Corso Garibaldi e loro la vedono in Corso Vittorio Emanuele. Il problema è che queste persone innanzitutto non devono essere sostituite. Allora qualcuno dice: ma non sono sostituite perché queste non hanno la possibilità di intervenire. Benissimo, ma devono essere radiocollegate, devono richiedere quello che succede, devono immediatamente avvisare le forze dell'ordine. Quindi esatto, perché le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, questi devono essere gli organi competenti. Magari con quei soldi si potrebbero investire magari e fare, che ne so, un arruolamento di più vigili, che visto che in regione. Se succede qualcosa a queste persone, poi c'è un rischio che si prendano anche loro una coltellata. Il collega purtroppo è pagato anche per questo rischio. Questi non lo so. Quindi voglio dire, un occhio in più per la gente mi sta bene, ma quest'occhio non deve essere sostituito, ripeto, né alle telecamere di sicurezza né alle forze dell'ordine. Questo quindi è il pensiero di Raffaele Padrone. Voi cosa ne pensate? Sicurezza, mancano le forze dell'ordine, agenti rimpiazzati dagli steward. Sei d'accordo? SMS 393 93 24 336, potete anche contattarci via email, potete lasciarci anche dei commenti sul sito www.telepordenone.tv. Maurizio della regia ti ringrazio, apriamo il nostro telegiornale.